Buonasera amici di Sportisti, un saluto dal vostro Marco Gesuso qui per commentarvi la seconda semifinale di Coppa Italia che vede affrontarsi Altofonte e Real Sicilia. Nella precedente diretta abbiamo detto erroneamente la data della finale per giorno 20, invece no, ci correggiamo, è giorno 21, domenica 21, dunque l'atto conclusivo della Coppa Trinaga che vede affrontarsi il Palermo Futsal Club e la vincente di questa sfida tra Altofonte e Real Sicilia, che appunto tra qualche momento inizieranno a darsi battaglia per guadagnare l'ultimo posto disponibile per la finale. Vediamo subito quali saranno le scelte da parte dei due tecnici. Sicuramente vediamo dietro di gara il signor Alessio Bruscato della sezione di Palermo, un fischietto abbastanza importante per questa categoria, infatti veramente categorie probabilmente molto più alte rispetto alla Serie D. Oggi dunque un arbitraggio importante per una sfida che si prospetta come tale. Nel frattempo vediamo quali saranno le due scelte delle due formazioni. Sicuramente tre giocatori da tenere d'occhio maggiormente si annoverano Giuseppe Amorello, maglia numero 13 dell'Altofonte, poi chiaramente i giovanissimi Barranca e Castellese che tanto bene stanno facendo quest'anno. D'altra parte sicuramente Calamia è sarà uno dei protagonisti, così come Leonardo, così come potrebbe essere anche Pucci o anche Pace, che potrebbe essere una fedina importante per Mr. Guddo per questa sfida. Nel frattempo vediamo schierato già l'Altofonte con Mandala, vediamo anche Restivo, Francavilla, posizione centrale tra i pali, invece Carollo dovrebbe essere lui il portiere, dunque non l'esperto Claudio Delia, capitano della squadra. Nel frattempo stanno sistemando un po' le ultime cose burocratiche che vanno così, ma chiaramente non sono così. Dall'altra parte invece Gambino con Leonardo più indietro, con l'altro Leonardo Marco a giocare lì davanti, e poi chiaramente uno dei più attivi e probabilmente uno dei protagonisti di questo match, che è Antonino Zangara. Nel tempo vi mostriamo anche il scoreboard con il risultato di 0-0, perché chiaramente ricordiamo che il cronometro inizierà a passare quando ci sarà il primo pallone toccato, e il primo pallone toccato dovrebbe essere il stampo dell'Altofonte ed è per Castellese. Fischietto in bocca per il signor Abbruscato. Adesso inizia anche la partita con il primo senso palla per l'Altofonte con Francavilla, poi Mandala, Restivo, Francavilla, Restivo, sempre molto tecnico, difende bassa il Real Sicilia con questa occasione. Restivo trova Castellese 1-2 con Francavilla. L'Altofonte che questi primi 40 secondi sicuramente ha iniziato meglio, Mandala prova il primo, poi lascia lì la conclusione da parte di Francavilla, palla deviata e dunque calcio d'angolo, il primo di questa partita dopo questa conclusione tentata da Francavilla con una deviazione. Dunque calcio d'angolo, uno schema, Leonardo anticipa l'altro numero 9 Castellese e ancora corner con Calamia che invece dice ai compagni di sistemarsi forse un po' meglio. 1-2, Leonardo ancora intercetta la sfera e sarà quindi rimessa a terra ancora per l'Altofonte. Completo bianco per la squadra vincente del campionato girone A di Serie D. Queste due squadre si sono comunque affrontate già in due occasioni, in una è arrivata il pari con il risultato di 2-2, mentre invece questo in Coppa, tanto Castellese cerca subito la conclusione, murata da Gambino che inizia il suo solito lavoro in fase di intercettazione. Dicevamo dunque si sono affrontate in due occasioni, la prima è arrivato un pareggio 2-2 in Coppa proprio in questa competizione, perché entrambe facevano parte dello stesso girone, lo stesso raggruppamento della fase gironi, mentre invece in campionato veramente è stata la squadra del Real Sicilia con un successo con il risultato di 3-5. Zangara si appoggia da Gambino, Mancino non è pulitissimo, ma riesce comunque a far arrivare il pallone su Leonardo. Imbucata, Zangara, poi cerca la palla in mezzo per Leonardo che vuole girarsi in mezzo a due, lottano
Ottimo il lavoro da parte di Restivo, qui ad aiutare anche Francavilla. Restivo, Francavilla con il tacco cerca di sgusciare via, ci riesce, subisce anche fallo da parte di Leonardo e dunque primo intervento irregolare dopo 2 minuti e 25 secondi. Restivo appoggia verso Castellese, invece panchina per Barranca, ci aspettavamo forse un ingresso dal primo, così non è stato però per l'Altofonte. Qui sbaglia il tocco Restivo, regala tutto verso Zangara che vuole puntare alla difesa. Zangara cattivo con Zangara e poi Carollo si chiude benissimo a Reccio e respinge. Questa è anche la prima occasione della partita. Mandala apre per Castellese, vuole il dribbling, poi le tiene anche in campo Zangara. Poi ci concede anche un buon dribbling, subisce pure fallo e dunque 1-1 per quanto riguarda i falli, 0-0 il risultato, ma la Real Sicilia vicinissima più che mai a sbloccarlo. Leonardo Gambino scambia con il compagno cercando di guadagnare qualche metro. Ragazzi di Mr. Good, oggi è ancora squalificato però. Zangara si chiede a lui forse la giocata più fantasiosa, duetta con Gambino, poi l'ultimo tocco e del Real Sicilia, dunque Mandala si appoggia a Restivo. Non è mai un'idea cattiva appoggiarsi a un giocatore come lui che infatti dice ai compagni di salire. Francavilla, c'è Leonardo ma anche Zangara lì a pressare, poi si ritorna da Restivo. Adesso Carollo scelto lui tra i pali, poi però anche una giocata forse per velocizzare, un tentativo da parte del giovane portiere, ma finito direttamente poi in rimessa dal fondo. Leonardo, Zangara, lo spazio per ripartire, cerca forse un'imbucata che arriva soltanto in questo istante. Leonardo torna dietro, ecco Zangara, sempre molto tecnico, sfida sulla tecnica Francavilla, lo salta, Zangara calcia, Carollo qui molto bravo a rimanere in piedi fino all'ultimo e poi bloccare anche il pallone. Adesso va a lungo a cercare l'aggancio di Castellese, buon lavoro invece da parte di Leonardo. Zangara, adesso la gara sicuramente molto entusiasmante, 0-0 il risultato, ma già abbiamo visto diverse occasioni sia da una parte che dall'altra, o meglio più che occasioni da gol, forse gioco offensivo, o meglio tentativi di scardinare la difesa avversaria. Al momento sempre 0-0. Leonardo, palla di torno, Zangara e Carollo supera a rimanere in piedi fino all'ultimo. Grande intervento, ma che azione creata qui da Leonardo e Zangara. Poi si autolancia Castellese, molto largo ma riesce anche ad entrare, poi viene portato all'uscita, sarà rimessa a terra l'ultimo tocco e proprio delle bomber numero 9 e dunque pallone per il Real Sicilia. Poi sbaglia invece il passaggio Gambino con il seguito che infatti predica calma nei confronti dei suoi ragazzi, probabilmente visto che il momento è favorevole perché sono state 2 occasioni di stampo rosso in questi primi 5:30 di gioco, però 2 grandi parate di Carollo, ma forse bisogna anche dire che qualcosa in più avrebbero potuto fare probabilmente i ragazzi di Mr. Good. Vedevo scontro tra Calamia e Restivo, tutto ok però. Oh, ci mettiamo bene però! Oh! Non mi schiacciare! Nel frattempo c'è stato anche un cambio con l'ingresso di Barranca, forse è il momento non favorevole dell'Altofonte, il tecnico lo ha capito, ha preferito schierare proprio il numero 21 che qui poteva anche concludere, forse non se l'è sentito con il piede debole. Leonardo mette una pezza, poi Zangara, Gambino, ancora Zangara, alza lo sguardo e poi si torna nuovamente da Gambino. Avanza, Restivo lo fronteggia, poi cerca di tenere il passo ma non riesce. Gambino, Leonardo, spara alla porta, si gira con Francavilla, una sfida di forza tra i due, poi vuole anche un calcio di punizione ma non c'è nulla, si continua. Poi Zangara, esplode con la sua tecnica, lo fronteggiano in 2, poi riesce anche a calciare con Mandala. Nel tempo Barranca è entrato al posto di Castellese, dunque non sull'esterno ma come pivot. Tacco, capisce tutto Barranca, poi si complica tanto la vita del Real Sicilia, riesce comunque a passare, poi sconto tra Restivo e Leonardo, poi calcia! E il palo qui a negare il vantaggio del Real Sicilia. Nel frattempo si chiama Brusito, chiama Restivo e chiama anche Leonardo. Ha avuto un battibecco in precedenza, ma
Dovrebbe essere tutto ok adesso 3-2. Infatti dà anche la mano Restivo sportivamente. Francavilla, poi tocco col braccio di Leonardo, piuttosto evidente. Sarà calcio di punizione, sarà il secondo fallo per la Sicilia. Francavilla, mandala, cambia gioco dalle parti di Barranca. Adesso Restivo, vediamo se punta la difesa, torna dal 19. Poi mandala, vuole puntare, va sul mancino, apparecchia per Restivo, l'aggancio perfetto, calcio con la punta, deviazione, calcio d'angolo. Buona azione anche per l'Altofonte, che adesso si sveglia dopo forse un primi 8 minuti non esaltanti, e lo fa con forse uno dei giocatori migliori probabilmente della sua rosa, ovvero Restivo. Nel frattempo risponde anche Barranca con questo tiro che termina in out. Però 0-0 sempre il risultato. Leonardo vuole girarsi in mezzo a due, casca giù, calcio di punizione, forse un po' fiscale il dietto di gara, sembrava sì un contrasto 3-2, ma non sembrava molto pesante come contrasto, forse tra quasi tanta astuzia probabilmente da parte dell'attaccante che si è guadagnato questa occasione. Sul punto di battuta andrà Zangara. Il silenzio generale da parte della panchina del Real Sicilia, con il presidente Lentini accovacciato, probabilmente a sperare che la conclusione possa entrare in porta. Vedete invece Mr. Good tra gli spalti, ricordiamo la squalifica. E dunque Zangara sul punto di battuta, però si allarga adesso Leonardo, si allarga anche Gambino, invece Leonardo rimane sul palo a secondo. Vediamo infatti in questo caso Danilo Leonardo, sul punto di battuta invece andrà Zangara che potrebbe cercare la porta, forse ce l'immaginiamo anche. Zangara va di potenza, palla che termina fuori, forse è un mix tra potenza e precisione, poi in realtà non l'ha presa benissimo, palla in out con Carollo che comunque stava mantenendo bene i pali. Adesso in campo anche per Amorello, uno dei più importanti in casa Altofonte. Ci si aspettava forse un ingresso dal primo minuto, partito dalla panchina, ma chiaramente un giocatore che sa come segnare, sa anche chiaramente come difendere, un giocatore molto tattico. Nel frattempo Leonardo ha lo spazio e conclude con il destro, prende in pieno proprio Amorello e dunque occasione per continuare ad attaccare per la Sicilia. Gambino, scontro con Restivo, poi viene il favorito Zangara che va a centrare Amorello, buono nell'anticipo, poi sbaglia il rimpallo, Restivo commette intervento regolare, dunque Amorello con l'esterno, Barranca, buon lavoro Barranca, e con la parata di Calamia si risponde dunque a gran tono, poi Barranca ancora e sempre Calamia. 0-0 risultato, ma non ci stiamo annoiando per nulla quest'oggi. Il tempo signora Bruscato parla con Leonardo. Sarà quindi calcio d'angolo. Altofonte vuole rispondere e ha risposto con questa duplice occasione. Da Barranca, va dentro Brancavilla 2 volte e poi Calamia ancora super. Alza il calcio d'angolo, ma adesso l'Altofonte si è veramente ripresa questa partita con 2 tentativi. Adesso Francavilla in precedenza, Barranca, ma super Calamia. Siamo messi male! Sarà calcio d'angolo, quindi continua ad attaccare l'Altofonte. Adesso un momento favorevole, però attenzione alla posizione di Amorello che potrebbe essere servito. E infatti si torna proprio dal numero 13, sempre molto tecnico. Francavilla con la punta, spende anche il palo. E ottimo il tiro di Francavilla, quasi da fermo. Un grande tiro da parte sua. Adesso la Sicilia però sta tanto rischiando in questo momento, perché l'Altofonte adesso è entrato in partita. E se è una squadra che ha vinto il campionato Gione A, un motivo chiaramente ci sarà. Ecco il motivo, perché nel giro di qualche secondo ha ribaltato completamente le redini di questo match, con ben 5 occasioni consecutive sventate. Zangara, Leonardo, tacco, Zangara, ancora se un po' troppo, potrebbe calciare Carollo.
va giù benissimo con i tempi giusti, ma risponde anche il Real Seychelles, che non è da meno. Viene invitato Zangara ancora 2 volte, ma allontana Francaville, un po' impreciso questa volta. Al tempo c'è stato un cambio con l'ingresso di D'Amico. Leonardo lotta con forza, poi Restivo sporca la conclusione. Morello allarga bene verso Barranca, forse apre con un po' troppa potenza. Palla fuori, minuto 13 di gioco. Al tempo dovrebbe entrare Pucci tra un minuto, ci è arrivato un po' una soffiata, possiamo dire. È arrivato in campo anche Pace nel frattempo. Un po' di ritardo nel suo arrivo. Numero 21 potrebbe sicuramente fare il suo ingresso come centrale, chissà, vediamo. Intanto Leonardo spalla alla porta, vuole girarsi, lo fa bene cercando il compagno, poi D'Amico appena entrato, Zangara sempre cercato tantissimo dai suoi, scambia con Donato, si gira, calcia, Carollo ancora una volta si chiude benissimo a Riccio, allontana l'occasione, poi prende un colpo il neo entrato Roberto Di Gesù, ex Club 83. Calcio di punizione, fallo. Dai Marco! Barranca cerca Di Gesù, 1-2, geniale. Barranca ancora con la punta. Non era una brutta idea questa. Adesso con l'ingresso in campo di Gesù probabilmente ci aspettiamo tante sponde, sfruttando chiaramente il fisico. Tanto Pucci è entrato al posto di Leonardo, dovrebbe essere. D'Amico, Pucci, vediamo se calcio. Lui che è un giocatore che cerca tanto la porta, salta l'uomo. Pucci cerca il secondo palo. Di Gesù invece chiude benissimo da difensore vero. Pucci punta ancora Morello, va sulla velocità, questa volta Morello lo porta lontano sull'esterno. Buon lavoro da parte del numero 13. Mandala, è entrato in campo dopo averlo lasciato. Morello cerca l'imbucata verso Di Gesù, chiude testa invece Zangara, e poi direttamente dalle parti di Calamia. Pucci prende campo D'Amico, adesso Pucci, sovrapposizione del numero 11, fa un buon lavoro. E poi Zangara, finta e controfinta in mezzo a 2, ancora una volta, poi Mandala cerca un contrasto, non arriva, qui si lotta sulla linea di fondo. Zangara con l'esterno si appoggia sempre da Leonardo, che prova a girarsi 2 volte, poi riesce a servire anche Pucci, però forse un po' troppo in avanti, e dunque palla in rimessa laterale. Morello cerca il lancio, poi lo tiene in campo D'Amico solo per qualche istante in realtà. 0-0 il risultato dopo 16 minuti. Sicuramente gara non avara di emozioni, tutt'altro, però il tabellino di gol ancora è fermo. Poi Pucci, buona diagonale su Morello. Fa Mandala, si appoggia su Barranca, che ha lo spazio per poter espletare la sua tecnica. Di Gesù fa un grande lavoro, va giù, e qui forse ci sta anche un cartellino, e infatti diritto di gara. Ammonisce D'Amico, calcio di punizione, grande lavoro di Gesù, e qui sfrutta il fisico, lascia scorrere il pallone e poi fa tutto il resto chiaramente D'Amico, va giù, calcio di punizione. Vediamo chi calcia, perché Barranca col sinistro da lì può essere una soluzione più che valida. Occhio Dani! Minuto 17, c'è anche Morello in realtà sul pallone. Mandala Di Gesù invece
più disinteressati in questo caso, andando dentro l'area di rigore, però Barranca da lì forse può calciare perché è un mancino naturale, lì ci possiamo anche ipotizzare una sua conclusione diretta, però attenzione anche ad Amorello che da lì potrebbe in realtà anche agganciare con e calciare di punta, una giocata sicuramente delle sue, vediamo. Sta guardando la porta Barranca, nel frattempo si chiude il Real Sicilia, avanza anche Calamia, va verso la porta, prende infatti D'Amico sul primo palo. Palla in rimessa tra le, continua l'assedio dell'Altofonte. Si complica tanto la vita ma riesce benissimo Barranca, che giocata in mezzo a tre, salta tutti, Barranca allarga, mandala con la punta. Poi D'Amico gli ruba il tempo e gli nega di poter arrivare direttamente dai pali difesi da Calamia. Nel frattempo entrambe le squadre non giocano nelle time out, poi Mandala Ciacchetti diciamo non gioca nel time out, che potrebbe essere provvidenziale in una partita del genere, ma al momento non se lo stanno giocando, forse aspettano qualche minuto. Morello, magia a cercare Di Gesù, poi va giù Zangara, calcio di punizione. Adesso viene chiamato il time out, dunque dicevamo com'è non ne fosse stato chiamato al momento, invece viene chiamato in questo istante per il Real Sicilia. E dunque piccolo momento di pausa per i due tecnici, probabilmente per permettere intanto ai giocatori di rifocillarsi, ma anche sicuramente per correggere qualcosa dal punto di vista tattico. Entrambe le squadre comunque stanno giocando un buon calcio, però quando c'è la grande posta in palle, un pizzico di timore magari nel creare la giocata, quella forse un po' più complicata, ma anche più giusta alle volte. C'è tanta riflessione sia da una parte che dall'altra, nonostante siano state tante le occasioni da gol. Intanto si continua a riscaldare Pace. Dai Marco. Si ritorna in campo dunque con D'Amico sul punto di battuta. Lui andrà a battere la punizione, fallo ricordiamo su Zangara da parte di Di Gesù. D'Amico, Pucci, non c'è stato nessun cambio nel frattempo, né da una parte né dall'altra. Leonardo fa un grande lavoro da pivot, ma soprattutto il grande lavoro di Mandala. Poi salta l'uomo, Mandala ancora può calciare, Mandala allarga, Barranca col sinistro, salta tutti, ma la palla rimane lì! E Di Gesù fa 1-0! L'astuzia da parte del numero 33 di farsi trovare negli ultimi metri. Nel frattempo c'è un giallo anche per Leonardo, ma intanto l'Altofonte ha sbloccato il risultato e fa 1-0. Cartellino giallo per Leonardo, probabilmente per protesta con questa nei confronti del direttore di gara. Adesso si stanno chiarendo i due probabilmente, con Zangara che dice qualcosa anche al signor Abbruscato, ma Leonardo vuole tornare in campo, vuole tornare a giocare. Intanto viene anche selezionato, fallo, deve essere il quarto. Pucci, Suola, torna dietro, Zangara, l'inserimento va lungo, Amorello qui aveva preso il tempo a Leonardo. Giocata centrale, va giù, fallo qui, molto bravo Amorello. Qui molto bravo Amorello, dicevamo, perché nonostante la pressione in mezzo a due ha regalato un grande dribbling. Nel frattempo il quinto fallo, dunque minuto 21 potremo assistere a un tiro libero. Mancano 9 minuti, chiaramente c'è tutto il tempo, in realtà sarebbero 10 contando anche il time out. E dunque potremmo assistere effettivamente a un tiro libero. Vediamo se l'Altofonte riuscirà a trovare un altro intervento irregolare da parte dei propri avversari. Mandala sguscia sempre molto bene tecnicamente, fa un grande lavoro Mandala, poi va giù, una buonissima prestazione da parte sua, poi tutto ok con Zangara. Intanto Pucci torna dietro dalle parti di D'Amico, in bucata centrale per Leonardo, grande lavoro da Leonardo, calcia ancora, poi deviazione, Carollo non riesce a tenerla in campo, sarà calcio d'angolo, un errore da parte del giovane portiere classe numero 29, dicevamo, con l'ultimo tocco è stato proprio del portiere. Poi conclusione di D'Amico, respinta di Gesù, al momento match winner di questa partita con la rete dell'1-0. D'Amico
un gol molto semplice, ma bisogna chiaramente trovarsi in quei posti e Di Gesù negli ultimi metri ha sicuramente il proprio habitat naturale. Zangara, ottimo il pallone per Leonardo, si gira calcio verso la porta, Morello ancora supera a sostituirsi a Carollo, poi Barranca, scivolata di D'Amico e fa alzare un po' i decibelli di questa sfida. Rimessa a terra, quindi Barranca, si torna da Amorello. Poi Mandala e ancora Amorello. Saliamo! Palla per Barranca che lascia scorrere molto bene sul suo mancino, poi tacco, cerca una magia ma che non gli riesce. Poi Pucci, Mandala cerca di fare rimpallare il pallone, non riesce, poi il tunnel di Barranca rischia tanto Leonardo perché è già ammonito, nel frattempo commette fallo sicuramente Di Gesù che si prende anche il giallo, però ha rischiato veramente tanto Leonardo perché è già ammonito. Poi cambio fuori Di Gesù, dentro Castellese. Calcio di punizione, quindi vediamo se da qui potrà cercare la porta. Con Pucci sul punto di battuta ci immagino forse una conclusione, però attenzione alla posizione di D'Amico che potrebbe riceverla seppur la rincorsa dica ben altro. Pucci cerca invece la porta, prende in pieno Castellese che adesso prova a lanciarsi nel tentativo di rubare il pallone, non riesce. Pucci molto la calcio verso la porta, spinge ancora Castellese, sarà rimessa laterale per il Sicilia che continua ad attaccare e continua a cercare il pareggio. Leonardo si gira e calcia, poi l'ultimo tocco è proprio il suo, dunque non la tocca Carollo, ma era comunque ben messo in posizione. Carollo cerca il rilancio lungo per il buon lavoro di Castellese che però non riesce a tenerla in campo fino all'ultimo. La palla termina in out e dunque rimessa a per il Real Sicilia con Pucci che batte subito verso D'Amico. Zangara tira a lui la giocata, Leonardo, grande lavoro, poi Amorello super in scivolata, ha rubato il tempo all'ultimo alle bombe del Real Sicilia. Zangara esterno per Leonardo che calcia ancora una volta la solita giocata da parte di Leonardo che vuole il pallone tra i piedi per girarsi e calciare, ma è sempre stato fermato al momento dall'altofonte. Poi nel frattempo Calamia con un pizzico di paura in più getta il pallone lontano, tra un po' il malumore da parte dei suoi che forse volevano che tenesse il pallone per fare ripartire immediatamente la squadra. Amorello cerca con la punta il tiro non sbagliato da parte del numero 13. Zangara vuole il taglio di Pucci che riesce anche a crossare, poi Carollo in due tempi blocca il pallone e fa ripartire subito Mandala, si allunga il pallone, poi scontro, commette anche fallo. Il quinto fallo anche per l'Altofonte e dunque al prossimo intervento sia da una parte che dall'altra vedremo un tiro libero, ma mancano 4 minuti. Il tempo si deve ribattere probabilmente, infatti è così. Con Zangara si attendeva il fischio. Zangara cambia gioco, tutto in campo anche Leonardo, Danilo Leonardo, poi lotta D'Amico, Leonardo cerca la posizione, va giù ma c'è tutto regolare, poi Amorello sguscia via sempre con la sua grande tecnica, cambia gioco, Mandala, poi Restivo nasconde il pallone, adesso può ripartire l'Altofonte, scarica su Mandala, la porta avanti con la suola, poi Zangara lo infastidisce fino all'ultimo e gli sporca l'ultimo tocco, quello forse più importante. Poi Zangara dice qualcosa al signor Bruscato, chiaramente siamo molto distanti, non possiamo capire cosa stia dicendo il direttore di gara, però sicuramente qualcosa forse sugli ultimi falli possiamo un po' ipotizzare, ma difficile capirlo.
Palla in mezzo ancora, con Castellese che vuole girarsi, Calamia riesce a trovare il pallone dopo il lavoro di D'Amico, poi va a lungo Calamia a cercare il taglio di Zangara, Carollo, e qui Zangara commette un'ingenuità, perché è tiro libero per l'Altofonte adesso, fallo di Zangara, tiro libero, e Amorello va subito lì a prendersi il pallone. Fallo su Carollo. Con Amorello che prende il pallone e vuole essere lui a sfidare Calamia, che è un portiere sicuramente molto atletico, dunque infatti avanza anche di qualche metro saggiamente, sa che riduce il raggio di tiro dell'avversario, però il piede di Amorello è un piede molto educato. Ci aspettiamo forse una conclusione di punta, conoscendo Amorello, però con il portiere un po' più avanti forse potrebbe essere un'altra decisione. Va Amorello che piazza la palla! E il pallone passa in porta ed è 2-0 per l'Altofonte. Segna Amorello con la precisione. 2-0. L'avevamo effettivamente detto, la punta poteva essere una soluzione nel caso del portiere nella linea di porta, ma non con il portiere che avanza. E infatti con la precisione Amorello batte il portiere e fa 2-0 al minuto 29, manca un minuto, ma chiaramente ricordiamo come ci sia stato un time out, dunque ci aspettiamo almeno 2 minuti di gioco in questo momento. Leonardo, il compagno va giù, rischia tanto, ma si continua per il dietro di cara. Poi Restivo, sempre molto elegante, palla al piede, manda là, ancora molto tecnico, va giù, ma si continua ancora, poi cambia gioco, Leonardo può calciare, però è tiro libero, dovrebbe essere per il Real Sicilia. Tiro libero per il Real Sicilia, dunque dopo aver assistito al tiro libero dell'Altofonte, adesso assistiamo a quello del Real Sicilia, vediamo chi calcerà, perché sicuramente Zangara potrebbe essere un candidato, ma anche Leonardo con la potenza. Dovrebbe andare Leonardo. Poi Restivo si chiarisce con il direttore di gara. Leonardo viene caricato dalla panchina del Real Sicilia. E dunque Leonardo sul punto di battuta ci immaginiamo invece da parte sua un tiro di potenza. La precisione di Amorello, vediamo probabilmente la potenza di Leonardo adesso. 2 tiri liberi nel giro di un minuto. Uno è andato in rete e vediamo il secondo. Minuto 30 di gioco intanto. Va Leonardo che calcia con precisione invece, palla alta, un po' troppo. La precisione qui di Leonardo con Carollo che era andato giù in spaccata, ma probabilmente se avesse centrato la porta probabilmente la palla sarebbe anche entrata. Carollo va bene nel rilancio, Castellese poi rischia tanto qui Zangara perché stava per commettere fallo. Restivo, magia ancora con l'esterno, Castellese ancora viene fermato da Calamia, poi cerca un passaggio in mezzo, rimessa laterale dovrebbe essere, non calcio d'angolo, vediamo, no, forse calcio d'angolo. Vediamo Restivo dove batte, ci aiuterà lui a capire, rimessa laterale. Restivo pesca in mezzo, ancora Castellese che per poco con il destro non trova la soluzione corretta per battere Calamia. Mancano 10 secondi, probabilmente invece no, sarà ancora un minuto di gioco, dunque minuto 32 finirà questa prima frazione. Zangara, vediamo se ci regala un dribbling dei suoi, non taglia verso il centro, poi buono il lavoro di Castellese, il rimpallo favorisce D'Amico, palla centrale, Leonardo, tacco, magia, però una grande palla come Guti, e poi Leonardo commette fallo in attacco ed è ancora tiro libero per l'Altofonte. Questa volta forse potrebbe andare a Restivo. Del rosso per Leonardo intanto. Sarà tiro libero, vediamo chi batte, se è Amorello, forse lo stesso Restivo. Grazie, va bene. Invece va Amorello, dunque dovrebbe continuare lui a battere i tiri liberi. Nel frattempo il rosso dunque Leonardo. Questa sicuramente è una brutta perdita per la Sicilia. Amorello in precedenza ha trovato la precisione, vediamo però perché Calamia nel momento
è quasi nella linea di porta, quindi forse anche una conclusione con la punta potrebbe incuriosire a Morello. Vediamo, va Morello di potenza, la palla non entra, però sembra veramente un gran tiro da qui. Poi la tocca Calamia in realtà, sarà calcio d'angolo, sembrava di no da qui in realtà. Infatti tutti erano andati indietro per quanto riguarda l'altofonte, ma non il direttore di gara che invece ha indicato il calcio d'angolo. Poi a Morello cerca questa volta la punta, alza un po' troppo il suo tiro. Rosa, lasciala, Rosa! Zangara. Rosa! Zangara ancora. Sono in 4 Real Sicilia. Sempre Zangara, cambia gioco dalle parti di Leonardo. Poi da amico Zangara, ma va bene così, dopo 33 minuti finisce il primo tempo con il risultato di 2-0 per l'Altofonte. Una grande partita al momento con tante emozioni. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere connessi perché solo qui in esclusiva su Sportissimi il secondo tempo della sfida. A dopo! Con Mystery Grow, come si può intravedere dalla maglietta, Serie B, ce l'avete fatta? Ma sì, ce l'abbiamo fatta e sono molto contento dopo un'annata molto faticosa, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. E noi ci credevamo pure quando avevamo 7 punti di differenza dalla prima, ci credevamo, quindi il gruppo fa sempre la differenza, perché quando si vincono dei campionati così non è certo la mano dell'allenatore che si vincono questi campionati, anche una cosa all'interno del gruppo, i ragazzi erano uno per l'altro, quindi da lì poi anche io come allenatore lavori anche meglio, quindi adesso ci godiamo questa vittoria e speriamo che in futuro continueremo a vincere. Ovviamente potevano esserci 2 risultati, o vittoria o pareggio. Non è arrivata la vittoria, è arrivato un pareggio, però questa sfida corona appunto tutto quello che è stato il vostro percorso durante questa stagione. Come ha detto la lei, avete fatto una stagione con difficoltà, ma siamo stati bravi a recuperare. Per la partita di oggi ti posso dire che noi siamo arrivati un pochettino scarichi, non so perché, infatti anche io abbiamo risultato, ho parlato con i ragazzi, non lo so quello che avevano, o forse sembrava che già avevano vinto tutte cose. Poi in un campo pure difficile dove non si poteva controllare una palla, dove il pallone scivolava sempre, quindi alla fine quando mancavano 30 secondi, 40 secondi abbiamo deciso di tenere il possesso della palla e non rischiare perché eravamo pure sempre a 5 palle, quindi a volte uno si deve pure accontentare. merito anche degli avversari, perché facciamo i complimenti a questa società di giovani che ha fatto davvero un'ottima partita contro voi. Ma secondo lei ha potuto giocare un po' l'emotività in questa partita, quindi l'adrenalina di poter raggiungere appunto questo risultato, e quindi anche in campo magari l'emotività è uscita fuori da questi giocatori che sognavano da tutte queste partite alla Serie B? Sì, no, motivati, ovviamente quando giochi una partita di questa, anche se giochi con l'ultima in classifica, se non hai una motivazione rischi di fare brutte figure. Poi capita le giornate stolte, che oggi non giocavamo, ma abbiamo giocato bene come sappiamo giocare noi, capita il campo e rischi di perdere la partita, quindi i miei ragazzi sono stati grandi e li ringrazierò sempre. Però adesso spazio ai festeggiamenti, appunto sentiamo dagli spogliatoi i cori dei ragazzi, ovviamente è lecita la domanda farla, ma già si sa, è scontata. L'emozione che si è provata a fine partita, che vedrete appunto nei nostri canali di Sportisili, è tantissima. Ma sai bene che questi festeggiamenti è il frutto di una stagione, di un'annata, di tanti allenamenti, di lasciare le proprie mogli a casa da sole, quindi quando poi raggiungi un obiettivo è giusto gioire così, è giusto. Come appunto dicevo al direttore generale Riccardo Scardina, merito dei ragazzi, ma merito di una società, merito di un allenatore che, anche se è arrivato a metà percorso, è stradato sempre più questa squadra verso risultati sempre positivi, che i risultati l'hanno dimostrato. Sì, però ti dico io una cosa, quando sono entrato dentro lo spogliatoio, la prima cosa che ho detto ai ragazzi è stata io in questa squadra non voglio responsabile, quindi ho detto se perdiamo una partita io non me ne assumo le responsabilità, ma le responsabilità ci le assumiamo tutti. Se si vince una partita
è la stessa cosa, non è l'allenatore che ha vinto perché è bravo, no, siamo bravi tutti, quindi quando si perde, nel mio DNA quando si perde non si deve trovare un colpevole, si deve soltanto lavorare come abbiamo fatto noi. Abbiamo fatto qualche passo falso ma non si è trovato un colpevole e non ci sarà un colpevole perché poi abbiamo dimostrato che il valore che abbiamo e si è visto alla fine. Solo le grandi squadre possono vincere dei campionati impossibili perché a 5 giornate alla fine avevamo 7 punti di svantaggio, quindi squadre che ci hanno aiutato, che hanno fermato l'Alcamo è una squadra veramente attrezzata con degli stranieri che gli fanno la differenza, però ho detto noi siamo un gruppo e il gruppo per me è la forza di una squadra. Un'ultima domanda. Prospettiva appunto per il futuro, si farà la Serie B, secondo lei appunto mister come può aiutare la squadra, così ovviamente come ha sempre fatto, ma cosa ci vuole in più per affrontare una stagione così come appunto la Serie B, perché è un campionato tosto ovviamente. Sì, però ti dico, ma intanto festeggiamo perché è la cosa più importante oggi e festeggeremo la prossima settimana che avremo una cena, quindi dobbiamo soltanto aspettare. Al momento si vedrà. Poi, come ti dico io, questa squadra per me è pronta per giocare in Serie B e con qualche innesto possiamo veramente fare un bel campionato, secondo me, perché è una squadra che ad oggi può giocare in Serie B anche. È arrivato il saluto anche dal direttore generale, possiamo chiudere così l'intervista. Ma loro più precisi, più squadra, più pronti a una partita del genere, perché questo era un po' uno scontro diretto da dentro fuori per il round scudetto. Devo dire che a noi è mancata la continuità di giocare partite di questo livello, perché abbiamo giocato solamente nell'ultimo mese 2 partite, una contro Recco, che è una partita che non esiste, e l'altra contro il Savona, dove eravamo senza Davide, che ha ricevuto un colpo che per noi è fondamentale, e senza Wooded. Quindi questa è la prima partita che facciamo dopo 4 mesi senza giocare tutti insieme, una partita fondamentale, quindi ci è mancato un po' la continuità di giocare queste partite qua. Loro vengono da un tour de force di partite importanti dove hanno avuto modo di diciamo, rodare il loro sistema di gioco e sono stati molto più bravi di noi oggi. Tutto ok? Francesco? Ecco Andrea, forse la chiave di volta anche a livello psicologico è stato quel passaggio, rigore sbagliato d'occhione, ribaltamento dell'Ortigia per il futuro. Sì, devo dire che Tempesti ha fatto delle parate importantissime in un momento di partita dove loro in attacco hanno trovato 2 o 3 soluzioni e noi meritavamo magari di fare gol, ma lui veramente si è messo contro un grande campione, oggi l'ha dimostrato, quindi noi potevamo essere magari più precisi ad operare gli schemi che avevamo provato con Win settimana, ci siamo un po'... Siamo tornati live intanto per commentare questo secondo tempo della sfida tra Altofonte e Real Sicilia. Il risultato, come potete benissimo vedere, di 2-0 per la squadra in maglia blu. Grandi presenze anche in questa diretta, uno dei protagonisti della scorsa sfida, Cosimo Maggio. E dunque sul pallone vediamo Leonardo. E dunque si ricomincia, e dunque 30 minuti adesso che separano alla sfida, alle triplice fischio di Altofonte e Real Sicilia, con il risultato che al momento sorride alla squadra in maglia bianca. Nel tempo va giù Leonardo, qui un intervento irregolare di Restivo, che infatti fa subito a chiedere scusa. Nel frattempo sono soltanto 3 i giocatori in campo di movimento del Real Sicilia, perché chiaramente bisogna poi ritornare con il quinto giocatore. Adesso è entrato Pace in realtà, quindi è terminata il... Leonardo cerca la punta e trova anche il primo palo, 2-1, la riapre il Real Sicilia dopo soltanto 48 secondi.
2-1 il risultato. Poi Carollo forse non messo benissimo sul primo palo, perché si è fatto trovare leggermente impreparato, molto bravo in realtà Leonardo a calciare sul primo. Questo calcio di punizione, fallo. Signora Bruscato sta chiamando l'Altofonte ad andare leggermente più indietro. Adesso Zangara si è preso questo pallone, si è presa anche la responsabilità, ha dato giù Pace. Pace potrebbe essere in realtà una soluzione. Faccio un cartellino giallo, forse per Restivo, se non abbiamo visto male. Vediamo, infatti è Zangara ma anche Pace che si inserisce. Forse Pace potrebbe essere una soluzione più che valida. Abbiamo detto che il suo piede è molto interessante, infatti sta guardando attentamente la porta, difesa da Carollo, che sta giocando una buona gara. Zangara ha sistemato il pallone, vediamo chi andrà dei due, se Zangara o Pace. Siamo molto curiosi effettivamente di capire. Forse va Pace, vediamo. Poi finta Zangara! Ed è 2-2! L'ha ribaltata il Real Sicilia! L'ha ribaltata Zangara, che fa? Pareggio 2-2 dopo soltanto 3 minuti del secondo tempo. Cambio dentro Barranca, quindi si gioca con Barranca, Restivo, Francavilla e Castellese. Esce dunque Amorello per dare spazio al 21. Restivo, Barranca la controlla con il suo solito mancino, poi Pace va a fronteggiarlo, cerca di vincere il duello da amico, ma lo vince Castellese. Forse si aspetta ancora il guizzo da parte dell'attaccante, che sappiamo che ha dei numeri importanti. Restivo fronteggia la difesa, poi Castellese con il tacco per Restivo, cambia gioco molto bene dalle parti di Barranca. Palla che termina fuori non di molto, con Calamia che era comunque andato giù con i tempi giusti, aveva incrociato bene, palla però in out. 2-2 al momento, ricordiamo, andrebbero ai tempi supplementari, poi in caso anche di ulteriore parità ci sarebbe calcio di rigore, però chiaramente ancora c'è tanto. Intanto Pace va giù, ma dice all'Italia di rialzarsi. Restivo cambia gioco per Castellese, scivolata provvidenziale, poi si riparte con Zangara a 1000 e un contropiede. Zangara larga per Pace, larga forse un po' troppo profondo in questo caso. Poi Castellese si autolancia sulla destra e vuole pure calciare, viene murato dall'ottimo intervento da parte di Zangara, che sta giocando praticamente a tutto campo. Pace, possiamo dire che ha cambiato un po' la partita, perché tutto molto bene. Zangara, poi Pace, poi cerca la punta, la posizione comunque defilata, calcio d'angolo, quindi con Pace che va dentro l'area di rigore. Vediamo anche Leonardo con la maglia numero 6 che potrebbe battere Zangara. Gancio non perfetto, Barranca gli ruba via il pallone, si può lanciare, vuole con la sola destro, poi Zangara ancora una volta chiude in maniera impeccabile. D'Amico, Leonardo, D'Amico, ci sono ancora da Leonardo, una gara anche per lui comunque. Poi Pace, sta giocando lui da pivot, dunque in assenza di Marco Leonardo è lui il pivot in questo caso pivot di riserva. Una buona gara comunque, il ruolo poi è molto simile. Poi D'Amico sbaglia il passaggio, poi in mezzo a due vuole lasciare da Leonardo ma non riesce, si autolancia Castellese, vuole la destra, lo salta, calcia e Calamia, perfetto. Una volta poi chiama e suona la carica per i suoi. Ha avuto una grande occasione, ma Calamia è un portiere molto valido, qui ha chiuso i pali. Poi cerca il secondo palo, la tocca quel poco che basta D'Amico a mettere in difficoltà, poi
Va giù Zangara, sconto con Restivo, ma si continua. Poi Barranca con la respinta in bugger da parte di Calamia. Zangara ha accusato forse un colpo al viso, probabilmente. Poi viene aiutato ad alzarsi. 2-2 risultato dopo 36 minuti di gioco. Una gara molto molto avvincente. Equilibrato. Abbiamo visto nel primo tempo che i punti sarebbe andato all'altofonte. Adesso invece, dopo un inizio in realtà migliore del Real CG, adesso invece sono tempo un po' all'opposto. Nonostante ci siano state delle occasioni comunque anche per la squadra vincitrice del campionato del girone A di Serie D. Di Gesù, buon lavoro Di Gesù ancora, poi viene fermato veramente all'ultimo da D'Amico, la palla probabilmente sarebbe anche entrata, poi va giù Pace, fallo di Restivo, chiede subito scusa. Zangara cerca la fantasia, 1-2, Zangara la controlla e con il mancino prende in pieno poi una deviazione. Schema, Pace calcia con la punta, poi palla che rimane lì, tacco di Leonardo per la conclusione di D'Amico, ma che idea geniale in questo caso di Leonardo, che ha dato una palla impressionante, quasi senza vedere, con il tacco. Che giocatore. Pace vuole il dribbling, poi ci ripensa un attimo e preferisce tornare dal compagno in fase difensiva. Zangara sempre molto tecnico, finta e controfinta, palla incollata sulla squadra con Di Gesù che non vuole affondare il tackle. Pace di prima, deviazione, Zangara fa salire il compagno, D'Amico. Poi Leonardo cerca anche la porta, in diagonale, Carollo era andato giù comunque con i tempi giusti, dunque sarebbe arrivato chiaramente in maniera anche molto semplice sul pallone, però buon tentativo. Tempo fuori Restivo, dentro Mandala, e dunque c'è un pizzico di rapidità in più. Francavilla, Barranca si inserisce nel centrale, poi Di Gesù cerca un passaggio ma viene portato verso l'esterno. Buon lavoro, poi Leonardo si concede anche un grande dribbling. D'Amico, poi Zangara, buon lavoro, Zangara vince anche un piccolo rimpallo, Zangara mette il pallone in mezzo, Francavilla decide di intercettare e di fermare questa occasione. Buon lavoro da parte di Francavilla. Nel frattempo si inizia il riscaldamento anche Pucci, poi Pace vuole il suo solito sinistro, Carollo respinge, non perfettamente ma riesce comunque ad essere efficace, poi Di Gesù commette fallo ma era girato comunque non in maniera veramente fortuita. Un calcio in faccia! Minuto 39, punizione in 2. Ci immaginiamo forse uno schema con Pace che appoggia per Zangara, perché da lì un mancino come Pace difficile che calci, perché da lì forse è un po' più facile andare verso l'interno del campo, però forse Zangara vuole farci vedere che in realtà potrebbe anche appoggiarsi. Di Gesù in barriera, schema con Zangara, vuole uno schema, Carollo va ad anticipare, palla rimane lì e poi a porta vuota, sbaglia questo gol. Leonardo non ne crede a cosa ha appena realizzato, poteva forse starci anche un fallo sul portiere in realtà, però bisognerebbe probabilmente riguardare le immagini. Poi Di Gesù esce benissimo, poi calcia con Calamia che quasi corse con il viso. Diciamo dunque bisogna riguardare le immagini per vedere se effettivamente sia stato realizzato un fallo da Leonardo su Carollo, non però per il signor Abbruscato della sezione di Palermo. Nel tempo è pronto anche un cambio con Leonardo che lascia il terreno di gioco. Intanto Vincenzo De Simone nel frattempo la centrale Di Gesù, Calamia ancora una volta nega il gol al possente attaccante in maglia numero 33. Quindi come fa Di Gesù credo non sia un caso. Barranca
Il dribbling, Pace con tutta la carica agonistica, ruba il pallone, guadagna anche una rimessa. L'abbiamo detto, è stato un ottimo ingresso quello di Pace. De Simone, Gambino, c'è Zangara, sfida sulla tecnica Barranca, riesce a trovare il compagno dietro. Gambino per Pace, fa un buon lavoro. Pace ancora con la sola Pace, mette in mezzo e arriva il gol di Gambino che fa 2-3, la ripaltata Real Sicilia ed esulta vicino a Mr. Good. Ma che lavoro di Pace! Adesso si ritorna a centrocampo con Di Gesù. Amorello rientra in campo al posto di Francavilla. Adesso cerca di giocarsi tutte le cartucce all'altofonte. Barranca per Di Gesù, grande il suo lavoro ancora una volta a fare scorrere questo pallone, poi palla in mezzo, viene deviato da Gambino che doveva aver fatto gol, torna in fase difensiva. Dunque calcio d'angolo. Minuto 42 di gioco. Nel frattempo mancano 18 minuti alla fine del match, ma sembra essere veramente lontanissimo questo minutaggio. Gambino, Zangara, tutti i palloni passano da lui, allarga con il destro, sbaglia però con Di Gesù che fa un buon lavoro. Per lui un gol, ma anche delle belle giocate, un grande lavoro soprattutto in fase offensiva. De Gambino, poi Pace, Josep punta va sul mancino, non sceglie questa soluzione, va da Zangara, punta lui, calcia col mancino, Carollo mette il pallone sul primo palo con Carollo che invece è molto bravo a mettere in calcio d'angolo. Dunque continua l'attacco da parte del Real Sicilia con il solito Zangara. Poi Pace cerca un tiro di Gesù, si mette davanti. E quindi calcio d'angolo, vediamo Pace, sul punto attiva anche uno schema con pallone a cercare la conclusione da fuori di Gambino, viene murato però da Mandala, poi Amorello decide di spazzare più lontano che può e trova anche Di Gesù, grande questo lavoro come sempre in fase offensiva, non lo sposta Gambino, fa un grande lavoro, va giù, Amorello è molto vicino e dice che è tutto regolare. Pace cambia il gioco. Amorello. Chiamalo. Poi Mandala. Vuole calciare con potenza. È realizzato anche molto bene. Minuto 44. Però forse dovrebbe essere time out. Vediamo. No, semplice rimessa dal fondo. Semplicemente il direttore di gara sta dicendo qualcosa alla panchina dell'altofonte. E dunque Calamia sul punto di battuta. Poi scarica in maniera repentina su Gambino. C'è Zangara vicino a lui, riceve il pallone. De Simone pone il suo ingresso anche questa seconda frazione, siamo arrivati intanto al minuto 45, siamo perfettamente a metà del secondo tempo. Poi Amorello fa una grande chiusura di Gesù per Barranca, poteva servirlo, ha perso forse qualche minuto di troppo. È intervenuto De Simone e palla in rimessa laterale. Mancano 15 minuti nel frattempo del match, poi qualcosa forse da recuperare, vedremo. Barranca vuole con il sinistro e Calamia, dopo anche una deviazione, compie un miracolo assoluto. Che parata, ma che portiere Calamia, ma non lo stiamo sicuramente scoprendo quest'oggi. Sarà quindi calcio d'angolo. C'è Di Gesù in mezzo, non viene scelto però. Poi Amorello lascia lì a Barranca che va sul suo solito sinistro e vuole calciare. Calamia ancora, palla incollata. Nel frattempo Mr. Good indica a Pucci di iniziare a scaldarsi, probabilmente sarà lui il prossimo ad entrare. Ipotizziamo forse al posto di Pace, vediamo. Forse è l'unico che potrebbe, con le caratteristiche chiaramente
andrà a sopperire alla mancanza di Leonardo, che invece solitamente è il pivot titolare. Poi Amorello, scontro, si continua, Pace, contrasto di Mandala, ma si continua tutto regolare. Amorello per Barranca, si allunga un po' la palla e poi Calamia ancora, prende anche questo, ma che portiere è Calamia! Poi Mister Guddo con Amorello, con signora Bruschetto che non ha fermato il gioco. Poi forse un cambio, dovrebbe uscire Barranca, vediamo. Frattempo arriva anche il presidente Lentini per consentire cure mediche per De Simone. Ha messo giù anche Pace in realtà, si è però rialzato con più facilità, invece sembra aver preso una brutta botta in questo caso. De Simone, gara molto accesa comunque. 2-3 risultato per ora per chi si fosse sintonizzati in questo istante su canali sportissimi, ma siamo sicuri che ci state seguendo fin dalle prime battute e probabilmente anche per la partita precedente, ricordiamo, tra Futsal Club Monreale e Palermo Futsal Club, con la prima finalista della squadra rosanero del presidente Pazzaglia. Tanto Zangara cerca una prodezza con Carollo che invece blocca facilmente. Francavilla è entrato al posto di Amorello, poi Di Gesù cerca una sponda che non riesce. Buon lavoro da parte di Gambino, poi si torna da Zangara, palla sempre tra i piedi del 7 che è veramente la mente di questa squadra. Poi Pace, Zangara, Gambino guarda la porta, poi cambia gioco per Pucci che cerca il tiro, Carollo, poi Pace arriva, spara in orbita, poi fa lunghissimo a cercare Di Gesù che aggancia forse con la clavicola. Calamia va a lungo per Pace, si scontra con Francavilla. Questo forse è un po' stanco Pace, ma ha fatto veramente una grande partita, dato il secondo tempo. Si rota sulla linea di fondo, va giù, l'ultimo tocco. Va Restivo a battere, dunque l'ultimo tocco è stato del Real Sicilia, quindi rimessa laterale per il 7 che torna dietro dalle parti di Francavilla, manda la carezza con la suola. Poi si inserisce Francavilla, guarda forse un attimo la porta, poi Restivo, non se calcia lui, Restivo calcia! Deviazione doppia probabilmente, calcio d'angolo. Sarà calcio d'angolo con Restivo, da lui forse ci si aspetta una delle giocate più importanti perché si sa chiaramente la sua qualità. Pace fa valere il fisico, va giù, sconto con Restivo, si continua. Poi Mandala, si ferma sterzata, poi lotta ancora la difesa del Real Sicilia, chiara meglio. Francavilla, la tocca, la sporca Zangara, ma non basta per guadagnare il possesso. Poi Pace cenno di intesa con il direttore di gara per l'ultimo tocco, per scoprire quale fosse la paternità dell'ultimo tocco. Poi sulla linea di fondo lotta Di Gesù, che sta veramente facendo una battaglia, poi batti 5 con Pucci. Di Gesù ancora, Calamia tocca la palla e poi va sul palo. Ma che portiere Calamia, ormai stiamo finendo forse gli aggettivi per poterlo descrivere. Poi palla che passa con il tocco di Zangara che per poco non beffa lui stesso il proprio portiere. Sarà ancora calcio d'angolo per Restivo, aggancio perfetto con il sinistro, poi cerca non il dribbling ma il tocco su Francavilla, poi Mandala non l'aggancia bene. Zangara vuole il dribbling, nasconde il pallone, poi Di Gesù molto bravo qui nel raddoppio ad aiutare in questo caso Restivo, e si riparte con Mandala che vuole alzare il baricentro della propria squadra. Adesso Francavilla, secondo palo con Di Gesù che non arriva con la zampata, ma che palla di Francavilla. Poi l'ultimo tocco dovrebbe essere di Pucci e dunque calcio d'angolo, vediamo, di giocare infatti indica proprio il corner a Palermo. Quindi calcio d'angolo con Restivo che va corto, Francavilla la carezza, calcio verso la porta, prende però ancora una volta la figura di Zangara che probabilmente ha fatto il gol più importante, quello del pareggio. Nel frattempo
palla che rimane lì con Francavilla che va di punta, tanta potenza, un tiro quasi per cercare di allontanare il più possibile il pallone e non rischiare un aggancio con Calamina che poi chiaramente non ha fretta di battere. Calabrese, ma proprio come iniziare. E tu lo sai perché a noi ci chiamano, noi siamo diversi dei camorristi di Mafia. Sarà quindi rimessa a terra per il Real Sicilia con Nardo che va lungo verso Pucci. Dunque dicevamo come Pucci il suo gesto potesse essere al posto effettivamente di Pace e confermiamo questa veduta. Abbiamo detto anche in maniera corretta, era effettivamente dal punto di vista tattico l'unica soluzione per Mister Guddo, vista l'espulsione per Leonardo che invece è il titolare solitamente di quel ruolo. Anche se in realtà in questo momento è Zangara a fare il pivot che però aiuta nel contrasto, poi rubano il pallone. Poi Leonardo dice invece che c'è stato un tocco con il braccio, non per il signor Bruscato che dice di continuare. Palla lunga, Pucci, ottima la sponda, a cercare ancora Gambino che vuole l'autolanciarsi ma manda là con grande contrasto e riporta in velocità, manda la scivolata di Gambino che lo aggancia ed è calcio d'angolo, ma che partita anche per Gambino. Sarà probabilmente calcio d'angolo, vediamo, no, rimessa 3, zona offensiva, si insiste sul secondo palo restivo ma non viene servito, Francavilla accorcia nella posizione Castellese, però Leonardo era comunque lì pronto ad intervenire, ma comunque il pallone non è terminato tra i piedi del 9. Adesso spetta a Zangara il compito di allungare la sfera con il Restivo che lo sta inseguendo, anche se ora un pochettino lo lascia. E anche ragione perché il pallone termina proprio dai piedi del 7. Poi Zangara suola, si gira, contrasto di Castellese tutto regolare, Restivo cerca il passaggio ma non riesce, Gambino mette una pezza, poi Francavilla allarga, Castellese, gancio non perfetto, poi rientra Castellese ancora 2 volte, 3 volte, lotta con Leonardo, poi Francavilla dice ancora il rimpalle, per poco non prende anche il pallone, Restivo. Castellese aggancia per Mandala, cerca il pallone secondo palo, non passa, ma ancora una volta quante emozioni tra Altofonte e Real Sicilia. Stiamo arrivando al minuto 54, dunque mancano 6 minuti e mezzo alla fine di questa partita, veramente pochissimo. Poi Castellese col mancino non rimpatta, però Calamia dice qualcosa ai suoi compagni perché probabilmente era stato lasciato troppo solo. Nel frattempo time out chiamato dal Real Sicilia, che adesso avrà l'importante compito forse di riposarsi un attimino, ma tutto di cercare di chiudere tutti gli spazi che al momento potrebbero essere concessi all'Altofonte, una squadra che ricordiamo ha un grande attacco, 2-3 risultato. Il tempo Zangara sta prendendo ossigeno. Stasera ma farai Altofonte e poi attiemela come chiede. Mancano 5 minuti e mezzo, ma anche qualcosa da recuperare chiaramente. Che va a fare? A già. Frattempo ritorna in porta Calamia dopo essersi abbracciato con Leonardo. Facciamo Fonte e poi tiemene. E ne fermiamo a San Moro Calciapiede. E dunque Zanga dovrebbe essere Oh, messa Zanga. laterale, vediamo. Ah, siamo Zanga. Infatti rimessa laterale con Leonardo sul punto di porta vicino a lui, vediamo Gambino che potrebbe effettivamente prendersi lui la responsabilità di battere rimessa laterale, cioè molto largo invece Zangara sull'otte di sinistra, destra dei vostri teleschermi, chiaramente sinistra del campo. Campo allungato, Restivo, Zangara rischia tanto perché c'è una gamba anche piuttosto alta con l'ultimo tocco ed è Real Sicilia, dunque rimessa laterale per l'Altofonte con il Restivo che guarda i compagni, si appoggia da Mandala, sempre una buona idea, questa volta però non l'aggancia bene. C'è forse anche un pizzico di stanchezza per l'Altofonte, anche se comunque può vantare chiaramente di una formazione con tanto potenziale. Castellese ruba la palla, poi Francavilla può calciare, ci pensa, allarga Castellese, poi chiude Zangara che anche in fase difensiva è provvidenziale. Restivo accarezza con la suola, poi apparecchia per Francavilla che guarda la porta e calcia, sempre solito Zangara, riparte anche il contropiede per la Sicilia, è un 3 contro 2, Zangara si ferma e vuole invitare
Gambino all'attacco. Adesso giro palla difensivo, minuto 56 di gioco. Zangara sfida sulla velocità, Francavilla lo salta, c'è anche il restivo, poi Zangara con il tocco morbidissimo con l'esterno, quasi a finire in porta. È stato quasi un sospiro di sollievo per l'Altofonte, perché Zangara, nonostante 2 marcature, era comunque riuscito a calciare. Poi Leonardo, partita super per lui, minuto 56, Zangara sbaglia il tocco, poi ancora una volta Leonardo cerca il secondo palo e Pucci prende probabilmente il palo. A Palermo! Minuto 57 di gioco, 2-3 il risultato, ma che partita stiamo vedendo quest'oggi. Francavilla, Amorello avanza con la suola, poi Francavilla, Falsi! c'è l'inserimento di Casalese ma non viene servito, poi Amorello vuole il dribbling ma non passa, buon lavoro ancora di Gambino, poi serve anche Pucci che calcia, Carollo si ritrova il pallone tra i piedi, ma c'era forse un fallo da accumulare. Restivo, Amorello vuole lanciato in mezzo a 2, va sul sinistro, scivola, Gambino scivola anche Amorello, calcio di punizione, fallo giallo anche per Restivo, dovrebbe essere, vediamo. Di calcio di punizione, grande chance quindi per l'Altofonte. Minuto 57, 30 secondi, mancano 2 minuti e mezzo, non manca tanto. Ricordiamo come invece in caso di parità si andrebbe ai tempi supplementari, poi in caso di parità eventuali chiaramente si andrebbe ai tiri di rigore. Tempo Mister Good anche da fuori a dare indicazioni ai suoi ragazzi, dimostrare il suo attaccamento chiaramente. Dovrebbe aver chiamato qualche cambio, forse un aspetto tattico. Adesso vediamo invece chiamarlo a gran voce Leonardo, che sta guardando Restivo, ma c'è molto largo anche Barranca, e chissà che non sia proprio Barranca a ricevere questo pallone. Morello ha un piede molto interessante, potrebbe servirlo bene. Vediamo. Va Morello, è uno scambio infatti proprio per Barranca che aggancia, calcia con la punta, non era una brutta idea, ma forse poteva calciare sul secondo palo il 21. Quanto manca? Frattempo siamo al minuto 58 e 35 secondi, manca 1 minuto e mezzo alla fine dei tempi regolamentari. 1 minuto e 20, ma chiaramente qualcosa da recuperare. Poi Pucci riesce a passare con un piccolo rimpallo, l'intervento di Carollo, poi calcia anche Leonardo, deviazione, rimessa laterale, minuto 59 adesso. 1 minuto e recupero. Pressione di Castellese ottima qui su Gambino che rischia veramente tanto, riesce anche ad avere la meglio, poi forse cerca un fallo Leonardo, non lo trova però Castellese, si continua, Barranca se allunga il pallone, va troppo sul destro e poi Calamia ancora una volta è spaccata a negargli questa occasione. Frattempo è rimasto giù Leonardo. Mancano 40 secondi più recupero. E la Sicilia potrebbe essere vicinissima ad approdare in finale con una prova impressionante nel secondo tempo, perché sotto di 2 gol ne ha realizzati ben 3 e ci vuole veramente tanto cuore e grinta, nonostante anche l'espulsione comunque del suo attaccante, della punta di diamante probabilmente Leonardo, una squadra che in realtà non si è mai arresa. Probabilmente nell'intervallo sarà stata toccata qualche corda importante, perché c'è stato un cambio di squadra. Intanto Amorello cerca il tiro con la respinta di Pucci. Siamo andati adesso al minuto 60, ma il gioco è stato fermo per 40 secondi, dunque ci immaginiamo un recupero abbastanza cospicuo. Poi Castellese viene sfidato da Gambino, che non gli concede nulla, nemmeno all'esterno. Poi Pace si lamenta un po', ma dice al direttore di continuare a giocare. Barranca nel frattempo ha ridato a giocare da pivot, poi palla imbucata ancora, sbaglia il tocco, poi Pace, c'è Zangara all'arco, non lo serve, Pace vuole il dribbling, ancora Pace, la porta con il sinistro, Morello chiude benissimo, si parte in contropiede con Castellese e contropiede anche per l'Altofonte, si ferma, sterzata, chiama l'invito anche a Morello che vuole il centro del campo, poi le finta 2 volte, Morello vuole il centro ma non lo trova, poi Zangara cerca la porta, Carollo, scusa, blocca il pallone e fa ripartire i suoi. Restivo. Minuto 61. Ancora non abbiamo visto il recupero da parte del direttore di gara. Palla in mezzo per Castellese. Non trova la porta, Calamia va battezzato già il pallone fuori.
Ancora non è stato dato il recupero. Siamo curiosi effettivamente di capire, probabilmente ci aspettiamo almeno 2 minuti probabilmente. Va giù Restivo, si continua, Zangara punta la difesa, Zangara vuole il centrocampo, Zangara apre troppo il suo destro, palla fuori, si riparte comunque con Carolla a 1000 verso Barranca che allunga questo pallone, sbaglia il tocco, poi Pace lo stoppa, non ha fretta di giocare il pallone, Pace si ferma qua, si rallenta tanto la sua giocata, ci va Restivo ma non vuole commettere fallo. Infatti Morello allunga un po' la gamba, minuto 62, adesso forse questione soltanto di secondi, non abbiamo capito quanto di Tegre effettivamente abbia dato. Zangara torna dietro per Cavani e va bene così, Real Sicilia è la seconda finalista della Coppa Trinacria e raggiunge il Palermo Futsal Club. Nel frattempo la bandiera mostrata da Mirko Di Paola è una vittoria importante per la squadra di Mr. Good che dunque batte l'Altofonte con il risultato di 2-3. Una gara bellissima, contornata veramente da 1000 emozioni. Poi noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso è tutto di Sportisiri e alla prossima!